Prego, c'era una domanda? Se vuole il microfono. No, credo che la mia voce... Sì. Allora, giusto, il dialetto siciliano è una lingua, ma secondo me, considerando che in Sicilia ci sono 9 province, ancora non c'è una lingua unificata vera e propria, perché se consideriamo Catania, io ci ho lavorato, sono stato 3 anni qui, il dialetto catanese è simpatico, ma è differente dal messinese, che è la mia lingua, è differente un po' dalla provincia di Enna, è differente dalla provincia di Agrigento e così via. Nel 2010, in aprile del 2010, l'Assemblea regionale siciliana ha emanato una legge che vuole fare introdurre nelle scuole l'insegnamento della lingua siciliana, ma fino a questo momento una lingua vera e propria, unificata, ci comprendiamo benissimo, perché dovunque andiamo, quando parliamo in dialetto, ci comprendiamo senz'altro. Però io mi auguro, chiaramente quando il nostro amico Alessio Patti, il nostro bravissimo poeta e tra l'altro anche tecnico di audio e di tutto, perché sa benissimo amalgamare e unificare, nel momento in cui certamente riusciremo a fare una lingua, allora in quel caso saremmo tutti portati. Io faccio parte dell'ASAS, che è un'associazione siciliana Arte e Scienze, di cui fa parte anche il dottore Pasquale Ernio. Stiamo cercando di portare avanti anche noi la lingua siciliana. Qui a Catania ci sono altre associazioni, la dottoressa Santina Russo fa la stessa cosa. Io mi auguro che questo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Volevo fare anche un'altra domanda all'amico Alessio. Io onestamente parlando sono un poeta pure io, scusate se dico questo, nel senso, quando ho qualche sentimento, mi passa qualche pensiero, mi metto e scrivo. Però ho sentito Alessio che ha un'espressione veramente magnifica, stupenda. Io a questo punto arrivato mi sento piccolino, lo devo dire sinceramente, l'ho sempre ammirato tramite Facebook, perché spesso e volentieri scambiamo qualche pensiero, però sinceramente credo che lui sia il poeta siciliano per eccellenza.